TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la politica. Elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America. Questo è il commento a caldo del presidente della regione del Veneto Luca Zaia. Trump ha vinto, a differenza del passato, riuscendo a parlare in modo diretto al popolo. Sono indicatori l'aver intercettato i voti delle comunità latinoamericane e quelli dei giovani. Gli under 30 lo hanno votato. Adesso capiremo che cosa accadrà. Ci sono grandi aspettative soprattutto in riferimento alle guerre in corso come quella in Ucraina, che rischia di diventare un Afghanistan nel cuore dell'Europa, la crisi in Medio Oriente e la sessantina di focolai di conflitti in tutto il mondo. Trump si è presentato agli elettori come il presidente che non ha mai fatto guerre e quello pronto a impegnarsi per la pace. E Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico Veneto, commentando anche egli l'esito delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, ha dichiarato: il popolo americano si è espresso e come democratici dobbiamo rispettare e riconoscere la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali. È evidente che ampie fasce della classe media ormai da tempo si sentono escluse e impoverite. Questo accade in America come nel nostro Veneto. Molti cittadini percepiscono la globalizzazione e il processo tecnologico come un processo che li lascia indietro. È un messaggio chiaro che noi progressisti dobbiamo ascoltare e comprendere se vogliamo costruire una società davvero inclusiva. Cambiamo decisamente argomento. Cavallino Treporti, destinazione già riconosciuta a livello europeo per gli importanti risultati in ambito turistico, punta alla certificazione internazionale GSTC, che sta per Global Sustainable Tourism Council, consolidando il proprio impegno come comunità responsabile verso la sostenibilità. Un traguardo quello della certificazione che rappresenta un importante obiettivo in continuità al progetto Blue and Green. Il percorso di certificazione GSTC, che durerà un anno, prevede l'analisi di criteri sociali, economici, culturali e ambientali, mira a migliorare la gestione locale del turismo e a rafforzare la collaborazione tra istituzioni, imprese, cittadini e ospiti. E la giunta regionale ha destinato 300.000 euro ad infrastrutture venete per il completamento della variante alla strada provinciale 14 circonvallazione di Boiona nel comune di Campolongo Maggiore nel Veneziano. Nel 2019 la Regione aveva già erogato per il medesimo intervento altri 150.000 euro. Queste risorse si aggiungono ai 117.000 euro stanziati dal Comune di Campolongo Maggiore e ai 376.000 euro della città metropolitana di Venezia. Un intervento, spiega la vicepresidente del Veneto e assessore alle infrastrutture e ai trasporti Elisa De Berti, che ha visto la realizzazione di un sottopasso ferroviario lungo la linea Adria-Mestre, che risultava incompleto per la mancanza di fondi per la realizzazione dell'ultimo tratto della variante stradale. I maggiori costi, continua De Berti, che avevano fermato i lavori erano dovuti, infatti, al ritrovamento di rifiuti nel sottosuolo che avevano portato a una sospensione del cantiere. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.